Ha preso il via ieri sera il Carnevale di Montevago 2020, promosso dall'amministrazione comunale. A sfilare per le vie cittadine del centro belicino due carri allegorici, quello intitolato Oyoku o Sconsuyoku, realizzato dall'associazione Eracle di Montevago e dedicato alla sensibilizzazione contro il gioco d'azzardo, e quello intitolato E tu parti dell'associazione Nuova Arte 96 di Sciacca, che dà un valore aggiunto alla manifestazione carnascialesca che proseguirà oggi e domani. Ecco che ritorna Carnevali, tutti siamo pronti per giocare, pronti a che scommettere e grattare vincili, slotte e macchinette in quantità, mani su paese non è normali, gente consumata ce ne sa, sorticata bambera, spera chi si pizzica, la ludopatia li mangerà, la fortuna girerà e aspetto che state mi porti la felicità. Ringrazio i ragazzi di Montevago perché hanno avuto quest'idea bellissima. Il carro Oyoku o Sconsuyoku ha come obiettivo quello di indebolire quella che è una malattia ormai diffusa, la ludopatia. Il messaggio che arriva da questi ragazzi è due volte importante: primo perché arriva da giovani che danno un messaggio agli adulti, secondo perché hanno sposato un tema di fondamentale importanza che sta rovinando centinaia di famiglie, e il fatto che abbiano incentrato il Carnevale come momento proprio di massimo divertimento su un tema di così grossa portata non può essere che un motivo di riflessione per tutti. Quindi questo è il messaggio bellissimo che passa da questi ragazzi che si sono organizzati, hanno lavorato notte e giorno, hanno avuto a disposizione i locali comunali, hanno cercato in tutte le maniere di coinvolgere i più piccoli, quindi il bello non è solo questa sera che il carro parte, ma anche quello che è stato il preparare il carro in quest'ultimo mese in cui tutti insieme si sono ritrovati ogni sera mentre veniva fuori e prendeva corpo quello che oggi tutti possono ammirare e, a mio modesto modo di vedere, è un bellissimo carro allegorico fatto solo da giovani che in maniera amatoriale si sono dati alla cartapesta. La possibilità di avere qui gente competente che da sempre lavora, perché il Carnevale di Sciacca intanto è un evento nazionale, l'associazione Nuova Arte 96 che qui viene questa sera a montare un carro che anche questo ha uno sfondo importante. In un paese vicino portano un'arte che è legata alla conoscenza, alla competenza e ad anni di lavoro. Quindi voglio ringraziare Alessandro Segreto e tutto il suo staff per aver colto questa opportunità, avermela sottoposta e io averla presa al volo. L'iniziativa è partita tutta così, diciamo, grazie al sindaco Margherita La Roccaruvolo, che abbiamo in poche parole portato il nostro Peppe Nappa, maschera simbolo del Carnevale di Sciacca, lo abbiamo messo sopra una Vespa, questa Vespa antica stilizzata, l'abbiamo messo sopra una Vespa insieme a altre due maschere simbolo quali Farinella e Burlamacco, in viaggio verso il Carnevale di Montevago. Quindi il titolo del carro è E tu parti. In poche parole, le maschere simbolo principale, vedi Viareggio, vedi Sciacca e vedi Putignano, si trovano adesso a Montevago. Questo è il messaggio che lanciamo, questa coreografia abbastanza colorata, simpatica, e siamo presenti in questo paese che ci ha accolto in maniera veramente fantastica, perché sono veramente molto calorosi. Io vedo la presenza di parecchi bambini, perché poi non dobbiamo dimenticarci che il Carnevale è fatto per i bambini, e quindi quando li vedi gioire, ballare, ti riempie il cuore. E poi abbiamo portato un prodotto simpatico, della stessa caratura e della stessa manifattura abbastanza importante come il Carnevale di Sciacca, e si trova qua, è messo qui in questo magnifico carro altissimo ed enorme, ecco, tutto qua. Il messaggio che vogliamo lanciare è il contrasto della ludopatia. Infatti abbiamo questo busto alto che ci rappresenta un giovane che con il vizio del gioco. E qui abbiamo la dea della fortuna che rappresenta la fortuna, e poi il drago. Questo drago rappresenta il vizio del gioco. E poi ci sono i giullari, e questi giullari rappresentano il divertimento e la festa del Carnevale in sé per sé.